Battesà con l'acqua dei folpi, ma a testa da battarpai. Sono solo alcuni degli oltre 700 termini raccolti nell'Insultario Veneto Italiano, un dizionario dalla A alla Z scritto da Maria Letizia Pivato che nasce da un'idea di Walter Basso, già autore di libri come Insultario e Dizionario da Scarsea. Abbiamo preso tutti questi termini, abbiamo creato un vero e proprio abbecedario di offese, insulti, ma anche frasi fatte, modi di dire, insomma, cose anche un po' scherzose, non necessariamente offensive. Nel volumetto l'autrice ha inserito termini presi dai testi di Walter Basso, oppure trovati in libri e dizionari, ma soprattutto parole e modi di dire raccolti in momenti di vita quotidiana in una ricerca iniziata nel 2016. E tantissime parole sicuramente provengono un po' anche da quella che è la tradizione di casa, perché sono parole che mi ricordano un po' i miei nonni, con cui si chiamavano quando battibeccavano o comunque che si sono sempre usate a casa. Altre provengono banalmente da osterie, bar, insomma, quando gli anziani giocano a carte. C'è l'obiettivo di preservarla, farla conoscere e anche un po' capire certe parole che provenienza hanno, perché spesso e volentieri si perdono nel corso dei secoli. Un libro che non intende essere rivolto solo ai veneti. Ai veneti, perché comunque stimola, rievoca dei ricordi, insomma, e invece può insegnare in qualche modo qualche parola alternativa nuova anche a chi veneto non lo è, però magari si trova nel territorio un po' per caso, e anche per sapere a volte rispondere a tono quando un veneto ti insulta, almeno sai che cosa puoi rispondere.